Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla pillola del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo dei segnali che l'universo ci invia quando alcune volte siamo sulla strada sbagliata. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete alle 20:30 ogni lunedì sera Ildegarda maledetto veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione se volete lasciare un bel commento al vostro maledetto contento e anche un bel super like. Vi ricordo che da quando ho superato i 1000 iscritti c'è anche la possibilità di scaricare e di vedere nella community alcuni circuiti che metto che servono poi per seguire le pillole della playlist di Radiostesia Basic. È un corso gratuito che il vostro maledetto ha messo online nella playlist Radiostesia Basic. Bene, partiamo un po' da questi eventi che praticamente l'universo ci manda, perché in alcuni momenti della nostra vita abbiamo bisogno delle correzioni. Abbiamo bisogno delle correzioni perché magari abbiamo dei veleni mentali che ci perseguitano, ci seguono, ci condizionano la vita, e allora ci sono dei segnali vivi importanti che il cosmo, il creato, Dio, insomma tutto quello che ci può aiutare ci viene incontro. Molte volte magari noi possiamo perdere la memoria perdendo oggetti, perdendo appuntamenti, perdendo magari degli impegni che abbiamo fatto, anche pagando fatture, ce le dimentichiamo. Questi sono segnali forti. Io vi ricordo un segnale forte che ho avuto, per chi non ha visto questa pillola, è quando praticamente mi è sparita una zucca di 26 kg. Praticamente la storia la faccio breve, tanto per dirvi il segnale forte che l'universo ha usato, magari tramite dei geni. Un giorno ho posizionato in un corridoio questa zucca di 26 kg che non era mia, era di un mio parente, e praticamente dopo qualche giorno questo mio parente mi è venuto a dire dove avevo messo questa zucca che pesava 26 kg, io non l'avevo toccata. Siamo andati in questo corridoio, la zucca non c'era più. A un certo punto ho cercato in tutto il palazzo dove fosse finita questa zucca, siamo ritornati su questo corridoio dove avevo posizionato la zucca e la zucca è ricomparsa. Questo è un segnale molto potente che mi ha fatto capire che dovevo ricentrarmi, riprendere un attimino sotto controllo la situazione e cercare di capire cosa era successo e cosa dovevo fare. Infatti dopo qualche tempo questo parente se n'è andato, ma per grazia dell'universo, diciamo così, avevo messo sotto una protezione potentissima la croce cosmica a questo parente, e quando poi tramite un veggente abbiamo visto dove era finito questo parente, era finito bene. Ma questo è stato fatto proprio perché questo parente non credeva alle cose che gli dicevo. Dopo che ha visto questa zucca, dopo aver visto questo segnale dell'universo molto potente, si era convinto di darmi la fotografia per fare in modo che io lo proteggessi. Quindi ci sono momenti in cui l'universo ci parla in modo chiaro e noi dobbiamo essere sensibili, avere le orecchie alla Topogigio e capire che sta proprio parlando a noi per dirci che dobbiamo fare delle correzioni. Intanto il vostro maledetto veneziano, se voi siete capitati su questo video, l'universo vi sta spiegando anche che ci sono le pillole del vostro maledetto veneziano, soprattutto le pillole riguardanti il corso online di Radiostesia nella playlist Radiostesia Basic, in cui chiaramente potete prendere gratuitamente nel sito del capitano.intervista.org questi ebook in cui ci sono più di 100 circuiti, e sicuramente qualcuno può fare a vostro caso, soprattutto perché l'universo in questo periodo ci sta parlando di una grave crisi che sta arrivando alle porte, una crisi quasi a livello umanitario. Nei prossimi tempi lo stivale, l'Italia, la madrepatria, sarà messa sotto pressione e noi dobbiamo essere armati a livello vibrazionale di tutto quello che possiamo fare e avere in modo gratuito. Poi chiaramente per chi può permettersi ci sono anche delle altre operazioni sia magiche che di pulizia, però già qui partiamo con qualcosa di buono, che sono questi circuiti. Vi consiglio di andare a visionare e di metterli in atto, soprattutto quelli del
all'avvocato Ceratini, in cui ci sono proprio dei circuiti per la difesa del suolo nazionale e delle persone in linea generale. Quindi l'universo ci parla e ci spiega che alcune volte siamo bloccati, e tramite anche questo aiuto dei circuiti, e vi ripeto anche l'ovetto luminoso e il cerchio di fuoco e le meditazioni a stelle di Davide, magari possiamo ricominciare a riprendere un po' il fiato e a centrarci meglio. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marinetto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non avete fatto ancora, di iscrivervi al canale del Degara Marinetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.